Venezia stremata dalla seconda acqua alta sopra i 150 cm in pochi giorni, non accadeva dal 1872, oggi la marea si è fermata a 154 cm. Il governatore Veneto resta in città in sopralluogo e conferma danni ingentissimi. Stamane anche Salvini, anche il ministro dei beni culturali Dario Franceschini e il ministro per i rapporti con il Parlamento D'Incà. Mobilitazione eccezionale per Venezia e le isole, attivato il conto corrente e anche un SMS solidale, nuovo appello del patriarca Moraglia. Madre e figlio muoiono intossicati dal monossido di carbonio in una casa di Castello, l'uomo era andato a trovare la madre preoccupato per l'acqua alta. Nel momento di massimo picco dell'acqua alta a San Marco in azione la troupe del film Sei tornato con Stefano Accorsi e Valeria Golino, polemiche dei negozianti e cittadini, il sindaco Brugnaro dice li ho cacciati. Resta l'allerta rossa nel Bellunese, paura per i livelli idrografici di Piave e corsi minori, anche domani scuole chiuse in Valbelluna, Feltrino e Alpago e la frana di Schiucaz riprende a muoversi. Telespettatori di Antena 3, allora riprendiamo la narrazione, il racconto di questa giornata, altra giornata difficile soprattutto per Venezia evidentemente, ma non solo, con anche problematiche legate al maltempo in altre zone. Chiaramente Venezia di nuovo oggi protagonista suo malgrado, una lunga maratona che abbiamo iniziato questa mattina dalle 9 che è continuata pressoché fino a pochi minuti fa. In collegamento c'era il nostro direttore Luigi Bacialli, una lunga maratona ancora una volta per informarvi minuto dopo minuto, ora dopo ora cosa stava accadendo. Allora la giornata di oggi ha visto una marea che si è fermata a 154 cm, quindi qualche centimetro sotto i 160 che erano previsti, ma intanto le statistiche parlano di marea eccezionale di questi giorni che hanno battuto diversi record, ma infatti dal 1872 si erano presentati 2 eventi di acqua alta superiori ai 150 cm nello stesso anno, men che meno nella stessa settimana, ed è successo in pochi giorni. Martedì notte l'acqua grande a 187 cm, adesso a 154 quella di oggi, e lo ha segnalato lo stesso centro previsioni maree. Allo stesso modo mai dal 1872 Venezia aveva visto 3 eventi mareali superiori ai 140 cm nello stesso anno, ancora di più nella stessa settimana. Questo a testimoniare appunto l'evento, cosa è stato per Venezia. È stata una giornata molto intensa e ovviamente i danni che continuano ad essere molto forti per l'acqua grande di martedì notte, oggi altri nuovi disagi ve li abbiamo raccontati. Per questo intanto, prima di raccontarvi un po' con immagini, abbiamo fatto per tutta la giornata, vi ricordo l'importanza del conto corrente che è stato attivato dal Comune, lo vediamo di nuovo in onda perché questo è molto importante. Questo conto corrente intestato a Comune di Venezia emergenza acqua alta, la causale contributo emergenza acqua, quello che vedete in sovraimpressione lo lasciamo ancora un po' in modo da far prendere nota a chi non l'ha visto, l'abbiamo mostrato sostanzialmente sempre in onda in tutta la giornata, ma è bene che venga reso noto, insomma, anche chi magari si è collegato in questi momenti. Questo è il conto corrente l'IBAN e le altre formule, insomma, importanti per poter donare qualcosa per Venezia. Non solo, poi come era stato anticipato, l'abbiamo anticipato anche nella nostra diretta, è stato attivato dal pomeriggio un SMS solidale. Dovremmo vedere anche questo, dovrebbe essere pronto anche questo, l'SMS solidale, perché il Dipartimento della Protezione Civile, grazie al protocollo con gli operatori di telefonia fissa e mobile, ha attivato per la durata di 30 giorni da oggi il numero solidale 45500, lo vedete in sovraimpressione. Per la durata di 30 giorni a sostegno della città di Venezia. Attraverso i gestori telefonici che hanno aderito all'iniziativa sarà possibile donare 2 euro inviando un SMS solidale oppure effettuando una chiamata da rete fissa
a questo numero. I fondi raccolti saranno trasferiti dagli operatori senza alcun ricarico al Dipartimento della Protezione Civile. La destinazione dei fondi raccolti sarà successivamente valutata dal Comitato dei Garanti appositamente istituito. Questo per quanto riguarda la corsa solidale, lo rifaremo vedere nel corso dei telegiornali, e non solo di questo ma anche quello di Venezia e di Treviso. Giornata campale dunque anche quella di oggi, è la seconda in pochi giorni, una giornata a cui ha assistito ovviamente, andando praticamente in sopralluogo in ogni parte della città, il governatore Luca Zaia. Sentiamo le sue parole. A fronte dei danni la stima certa è quella che la faremo quando a bocce ferme, dico che sono decine di centinaia di milioni di euro, questo è poco ma sicuro, qui non la si risolve con 50-100 milioni di euro. Ve lo dico per l'esperienza da commissario che ho già per 2 grandi tragedie. Sono qui con il governatore Zaia, reduce da un sopralluogo in Basilica San Marco con il segretario Salvini. Un nuovo sopralluogo, governatore, com'è la situazione? È drammatica, la vedete alle mie spalle, l'altezza dell'acqua vuol dire questa altezza che sarà già 1 metro dentro nella basilica, dentro nelle case, dentro nei negozi, con devastazione totale, visto e considerato che l'acqua entra e fa i danni. E questo è il danno diretto, poi se ne va e lascia il ricordino che è il sale, quindi la salsedine che devasta tutto, devasta muri, devasta pavimenti, opere d'arte, mosaici, devasta anche tutti gli impianti elettrici, quindi i danni sono inimmaginabili. È arrivato il governo, mezzo governo, il presidente Conte, ieri sera il Consiglio dei Ministri ha stanziato i primi 20 milioni di euro, bastano? Ma no, non bastano, i 20 milioni servono solo per i panini e le bibite, per chi mi si passi questa battuta si occupa dei soccorsi. Non è una polemica, ma dico che poi ci vogliono gli stanziamenti veri, che sono quelli dell'indennizzo di tutti i danni che ci sono stati, sono decine di centinaia di milioni di euro, questo è quello che posso dire. Poi sa, voglio anche dire che è fondamentale che vengano tutte queste autorità, sento magari qualche veneziano che fischia e che dice, cioè, allora se non ci vengono perché non ci vengono, se ci vengono è perché ci vengono, io penso invece che sia fondamentale che vengano tutti quelli che possono venire, in maniera tale che teniamo alta l'attenzione rispetto a questa tragedia. Questa è una tragedia che ha tutti i presupposti perché sia finanziata a livello nazionale e a livello europeo. Dopodiché bisognerà pensare alla messa in sicurezza della città e della laguna. Messa in sicurezza che passa necessariamente attraverso il Mose. Non siamo a buon punto. Che tempistiche le hanno dato i vari esponenti di governo? L'opera è un'opera dello Stato, non è opera nostra, se l'è sempre seguita lo Stato, i diversi governi, se l'è finanziata, ci sono circa 6 miliardi di finanziamenti e voglio anche ricordare che al momento il Mose manca per il suo totale completamento, ma la parte fondamentale che è quella degli impianti di sollevamento e quindi della parte tecnologica manca ancora di un 7%, è realizzato al 93%. Noi speriamo che lo mettano in funzione il prima possibile. Allora qualcuno può dire ma perché lo sperate oggi, non lo speravate prima? L'abbiamo sperato anche prima, è che molto spesso qualche cittadino si preoccupa del problema quando ha l'acqua in casa. Ecco, io parlo di alluvione anche d'estate, ma nessuno gliene frega niente. E quindi basterebbe andare a farsi una ricerca su Google e si vedono tutte le mie posizioni su Mose o quelle del sindaco Brugnaro. Magari facendo anche la ricerca si vede che io ho sempre detto guardate che è un modello unico, questo Mose è stato realizzato con modellini di laboratorio, per cui si tratterà di capire anche se funziona quando verrà messo in funzione. E se funziona vi ricordo anche che avrà il problema che costerà circa 80-100 milioni di euro all'anno, ma questa è roba che l'abbiamo detta 100.000 volte, sembra che in queste ore tutti si siano risvegliati e purtroppo pochissimi dichiarano di saper tanto di Mose, ma dalle dichiarazioni che fanno veramente qualche imbarazzo viene. Ci faccia un esempio a questo punto. Ma ad esempio chi sostiene magari anche nella rete, nei social, che l'opera realizzata dalla Regione non è vero. Chi sostiene ad esempio che quest'opera è comunque controllata e vigilata dal Comune o dalla Regione non è assolutamente vero. Ma non lo dico perché c'è l'acqua alta e c'è bisogno di avere un alibi, lo dico perché se tu hai una gamba rotta e vai in pediatria o vai in cardiologia in un ospedale ti dico guarda, hai sbagliato il reparto, beh c'è qualcuno che ha sbagliato il reparto, se volete aggiustarvi la gamba dovete andare al reparto giusto. Questo anche per le numerose polemiche di questi giorni sul Mose. Allora vedremo fra poco anche l'intervento di Salvini, ma anche un viaggio di questa mattina per renderci conto un po' della situazione del nostro direttore Luigi Baciali. Prima però ci colleghiamo con il nostro Lorenzo Maier dalla zona di Castello, perché purtroppo l'abbiamo dovuto registrare
due vittime, due persone morte uccise dal monossido di carbonio. A quanto pare lui è un 43enne, la mamma una 72enne. Sono state appunto trovate dai vigili del fuoco nella loro abitazione di Castello. A quanto pare l'uomo era andato a trovare la mamma proprio perché è preoccupato per la situazione dell'acqua alta e non si esclude dunque per il timore di lasciarla sola in questi giorni e purtroppo probabilmente un malfunzionamento. Adesso sentiremo anche da Lorenzo Maier, ci sono morti entrambi per esalazioni da monossido di carbonio. Allora Lorenzo Maier, hai aggiornamenti su questo? Sì, buonasera. Purtroppo c'è incredulità qui a Castello perché è morto Fabio Canciani, una persona molto conosciuta lui a Venezia, e sua mamma, che lo stesso Fabio era andato a trovare, appunto, come dicevi giustamente tu dallo studio, sembra per confortarla un po', per non lasciarla sola in questi giorni di acqua alta. E purtroppo pare che le esalazioni del monossido di carbonio siano state fatali. Il fatto sta che i soccorritori, quando nel pomeriggio si sono trovati davanti alla scena, hanno visto due persone ormai esanime, che non c'era più nulla da fare, e nonostante i tentativi estremi hanno solo potuto constatare l'avvenuto decesso. Si tratta di due persone molto molto conosciute a Castello, soprattutto il figlio, che è sempre vissuto a Venezia, era un veneziano andato a Mestre, ma che è sempre rimasto legato alla città, e infatti anche la sua bacheca è piena di messaggi. Non appena pochi minuti fa si è sparsa purtroppo la triste notizia che ha dato un'identità alle vittime. Grazie allora Lorenzo Maier, noi ci risentiremo anche nel corso del 2010 speciale, nel quale tireremo un po' le fila di questa giornata. Allora, una giornata, dicevamo, un'altra giornata campale, non come ovviamente quella notte da 187 cm, ma 154 cm per una città che solo 2 giorni prima aveva avuto l'acqua, la seconda acqua grande più alta della sua storia. Certamente è dall'idea di una giornata davvero difficile, come ci ha documentato il nostro direttore Luigi Baccialli questa mattina un po' tra le calli di Venezia. Guardiamolo. Siamo in zona salute, proprio a 2 passi dalla Basilica, e 1,45 ovviamente, come potete vedere, le case che sono, cioè in genere sono quelle più protette perché è una zona abbastanza alta, a 1,45 vanno sotto, no? Qui l'acqua è già entrata, non entra soltanto oltre le paratie, ma anche dai pavimenti, e sale da lì. Andiamo a vedere in qua verso il Canal Grande, c'è il Santa Maria del Giglio, dove di solito arriva la gondoletta. Qui siamo in Calle San Gregorio che porta alla salute. Questa è la chiesa di San Gregorio. Questo qui si salvano perché hanno alzato il pavimento, e qui invece da quest'altra parte non c'è speranza di sottrarsi. Praticamente il Canal Grande è entrato in questa calle e ovviamente ha allagato tutto il sestiere e non c'è niente da fare. È passato un laccone della laguna, qui di solito i turisti prendono la gondola per andare dall'altra parte del Canal Grande. Vedete le bandiere proprio lì sullo sfondo del Consiglio regionale, quindi il vento è piuttosto forte. Il Consiglio regionale si è allagato, c'è una chiatta davanti, stanno probabilmente riparando i danni dell'allagamento dell'altra notte, ed è probabile che entri di nuovo l'acqua. Ha allagato anche il Gritti, come sapete, con gravissimi danni. Buongiorno, Antenna 3 Nord-Est, poi mandiamo in onda il video tra pochissimo. Ma voi lavorate anche in queste condizioni? Andare dove c'è meno acqua, però per andare bisogna passare. Ecco qua ovviamente galleggia di tutto, vedete
Vabbè, c'è anche della carne, no? C'è un po' di carne. Siamo sempre in zona sestiera di Dorsoduro, non c'è un'anima viva. Ed ecco i danni all'interno di un'abitazione, tipica abitazione veneziana al pian terreno, vedete materiale portato fuori, ovviamente qui la corte, questa piccola corte è tutta piena d'acqua, le paratie servono a poco o nulla perché, come potete vedere, l'acqua che ha bagnato questo divano è completamente fradicio, esce dal pozzo nero, forse si nota proprio il gorgoglio dell'acqua che esce lì nell'angolo di questo rettangolo che è uno dei pozzi neri di questa abitazione. Questo allora il viaggio di questa mattina del nostro direttore Luigi Baciali. Nel frattempo avete visto, ce l'avete chiesto, ce lo state chiedendo ancora, come durante la nostra diretta, ecco, in sovraimpressione il numero del conto corrente è sempre in onda, poi vi faremo rivedere fra poco anche il numero dell'SMS solidale che è stato attivato nel pomeriggio e durerà 30 giorni. Salvini oggi anche a Venezia, sentiamolo. Fa male vedere Venezia in questa maniera? Sì, è che sia l'ultimo autunno, come condividiamo col Patriarca, le proposte ci sono, abbiamo fatto una proposta molto concreta, 1 miliardo da destinare subito per aiutare cittadini e commercianti, 1 miliardo da prendere dove, perché altrimenti tutti sparano soldi che non ci sono. Nella manovra economica il governo ipotizza di dare 3 miliardi di euro a chi farà la spesa pagando con la carta di credito e il bancomat. Si dia 1 miliardo subito a chi è sott'acqua e poi il Mose che sia l'ultimo commissario, ne abbiamo visti troppi di commissari, e sarà fondamentale coinvolgere la città, il comune e la regione. Coinvolgere i territori? Quindi. Assolutamente. Quello che viene gestito a livello centrale evidentemente non è abbastanza efficiente, presente. Questa è l'autonomia sul Mose, comune e regione non sono mai stati coinvolti, quindi. Però non è il momento delle responsabilità, è colpa sua, è più colpa di quell'altro ha sbagliato. Siamo a novembre, che sia l'ultimo autunno sott'acqua, le soluzioni ci sono, i soldi si possono trovare, anche perché il Patriarca mi ricordava giustamente che ci sono 180 chiese a Venezia, non solo a Piazza San Marco. E quindi c'è da parlare poco. Io ci tenevo a portare la solidarietà non solo a Venezia, ma penso a Pellestrina, penso al Polesine, penso a Carlo e penso a Chioggia, e si parte, perché spero che lunedì il Parlamento si unisca e non si divida. Coinvolgimento dei territori, lei dice, e l'autonomia? È fondamentale, è fondamentale. Il Mose è un esempio, se il sindaco non è coinvolto, se il governatore non è coinvolto, e dipende tutto da commissari mandati da Roma. Poi per carità, ma l'Italia è bella perché sono 8.000 campanili, sono 8.000 comuni, sono diversi, Venezia è diversa da Padova e Milano è diversa da Palermo e quindi le soluzioni devono essere locali, non centrali. Sull'ambiente, sui cambiamenti climatici e sulle risorse necessarie si gioca anche la campagna elettorale? Gioca il futuro dei nostri figli più che altro. Dalla redazione mi chiedono cosa l'ha colpito in particolare di questo sopralluogo. Che ci sono i veneziani al lavoro. Cioè hanno l'acqua alta, sono entrato nei negozi, in piazza, nelle calli e c'è gente che non è lì che aspetta. Sì, sicuramente il governo deve fare la sua parte, gli italiani stanno aiutando, però c'è gente sulle impalcature che sta lavorando, sta guardando gli impianti elettrici. In chiesa, in basilica ci sono i 70 lavoratori che giorno e notte sono lì perché c'erano le tombe dei patriarchi sott'acqua, quindi mi colpisce e mi commuove il fatto che, guarda, nei negozi c'è gente che aspetta che l'acqua scenda per tornare a sistemare tutto. Questo non deve ovviamente esimere lo Stato da fare il suo. Quindi la capacità di reazione dei veneziani. Pazzesco. Ma mi ricordo quando sono stato in Veneto, ahimè, in elicottero l'anno scorso per il disastro in montagna e mi colpisce la voglia di questa gente. Ripeto, il governo deve fare il suo e 1 miliardo deve saltare fuori, con le buone o con le cattive. E l'Europa può fare qualcosa? Spero. I nostri europarlamentari veneti sono già al lavoro, anche se non ho gran fiducia sulla tempestività e sui tempi di reazione dell'Europa. Facciamo noi, dai. E adesso non solo ovviamente Venezia, a Chioggia per vedere un po' com'è stata la giornata. Tutto di nuovo allagato qui a Chioggia. Tutto di nuovo come al solito, no? Dopo 7 miliardi spesi per niente, siamo sempre così.
Questa è casa mia e questo è il risultato dell'acqua alta. Qui ci sarà almeno più di mezzo metro d'acqua. Qui c'è, sì, 40 centimetri d'acqua. C'è ancora il segno, si vede. Sì, si vede. Si vede. Guarda. Questo è il segno dell'altro giorno? Sì, quando c'è stata la bufera, diciamo, è arrivata là, come nel 66. Qui siamo a casa, siamo in una casa privata, a casa del signor Salvino. Vediamo gli scalini sono andati sott'acqua e uscendo addirittura il livello dell'acqua dal canale ha raggiunto la strada. Ok, qui in Corso del Popolo l'acqua è andata oltre al livello dei miei stivali, quindi ormai zeppa, fradicia. Cerchiamo di raggiungere il comune. Adesso c'è la previsione di 1,60 m? Dovrebbe essere passato perché era alle 11:30, 1,60 m. Adesso sta scendendo l'acqua. E dobbiamo essere sempre qua, sempre. Però le idrovore nei negozi sono fondamentali, insomma. A spese nostre salviamo il nostro capitale, anche perché l'entrata è lunga, dietro abbiamo lavatrici, congelatori. Stiamo aiutando anche il ristorante, perché se aspettiamo le autorità stiamo freschi. Con i commercianti di Corso del Popolo rimasti letteralmente allagati, un altro luogo simbolo di Chioggia, la pescheria, andata completamente sott'acqua. Ti dà molto sconforto attraversare questa zona della pescheria che normalmente è sempre gremita di gente, e questa è una delle anime di Chioggia. Sentite anche come la pioggia battente continua incessantemente a ricoprire il territorio già di per sé devastato dall'acqua alta. Questo a Chioggia, continueremo a parlare di Chioggia poi nel telegiornale di Venezia, ovviamente dobbiamo stare nei tempi del telegiornale del Veneto, ripartiamo fra pochissimo, pochi istanti di pubblicità. Rieccoci allora in diretta al telegiornale del Veneto. Come capirete, come avrete intuito, insomma le scalette di questa sera sono un po' rivoluzionate perché dobbiamo farvi vedere tante immagini. Nel TG di Venezia continueremo a parlare di Chioggia poi per sentire anche il sindaco Ferro e anche il ministro per i rapporti col Parlamento D'Incà, insomma, che ha parlato di interventi importanti anche per Chioggia e per Venezia. Sentiremo anche il ministro Franceschini nel telegiornale di Venezia. Vi dico soltanto che ai nostri microfoni anche ha detto che è stato presentato un emendamento che consente di estendere l'art bonus, cioè l'incentivo fiscale per chi dona per il recupero dei beni culturali anche a tutto il patrimonio ecclesiastico di Venezia. 60 chiese che hanno avuto dei danni, delle 120 in città, non solo quindi la Basilica di San Marco. Questo ha detto Franceschini, lo sentiremo fra poco. Vi chiedo se possiamo far rivedere, oltre al conto corrente solidale, anche il numero dell'SMS solidale 45500, così lo rivediamo un attimo. Eccolo qui, eccolo in onda, questo per donare 2 euro inviando un SMS o effettuando una chiamata da rete fissa. Questo sarà attivo per 30 giorni, quindi le due modalità, l'SMS solidale è questo e poi c'è il conto corrente invece che vedete sempre in sovraimpressione durante il telegiornale. Andiamo adesso in montagna perché resta l'allerta, l'abbiamo seguito con la nostra Tiziana Bolognani, l'evolversi un po' della situazione, i vertici della protezione civile, resta l'allerta rossa per le zone del Bellunese, c'è paura per i livelli idrografici non solo del Piave ma anche dei corsi minori, anche per questo restano chiuse domani le scuole in Valbelluna, Feltrino e Alpago, ma noi ci concentriamo anche sulla frana, sempre in Alpago di Schiucaz, perché la frana si è rimessa in moto. Guardiamo. Siamo un po'
Agitati, sì, non è facile, a dire dobbiamo andare via ancora di casa. Perché si parla di eventuale evacuazione? Eventualmente di andare via ancora, io ho anche la mamma anziana. Un boato forte l'altra sera ha scosso nuovamente la frazione di Schiucazze, il materiale sul fronte fatto esplodere la scorsa estate è collassato e fra gli abitanti è tornata la paura. Siamo ritornati a Schiucazze, mercoledì sera il movimento franoso che è alle nostre spalle, quello oramai ben tristemente noto, la scorsa estate si è rimesso in moto, ci sono stati dei segnali preoccupanti, un boato ha scosso nuovamente gli abitanti della frazione che continuano a vivere nell'incubo costante. Non ha fine assolutamente, perché ci sono 5 mesi, dovevano fare i lavori prima, per conto mio. Perché adesso sta piovendo? Sta piovendo e stanno lavorando, comunque dovevano approfondire un po' prima le cose, dai, diciamo. Dopo si danno la colpa uno con l'altro, come sempre, esatto. E così stanotte è probabile che 2 famiglie, quelle le cui abitazioni sono proprio sotto il grande cantiere della frana, dovranno lasciare la propria casa in via precauzionale. Veneto Strade e Regione subito al lavoro con i mezzi escavatori capaci di arrampicarsi sul pendio ripido del versante. Allora, vi facciamo vedere con Francesco Bortotte la macchina operatrice che sta cercando di spostare il materiale che l'altra notte si è spostato. Qui c'è l'acqua che viene convogliata all'interno del tombino, sono stati messi dei sacchi a protezione e c'è la gente che sta guardando quello che sta accadendo perché l'incubo a Schiucazze sembra non avere fine. Se domani il tempo ci aiuti, no, viene migliorata tutta la sicurezza del movimento franoso. Ulteriormente poi viene scarificato tutto quanto il coronamento della frana e poi si farà tutti i miglioramenti possibili e immaginabili dove per portare un po' di sicurezza, ma ci vuole un po' di tempo. L'intervento di consolidamento era previsto proprio per questa settimana. La pioggia ha fatto precipitare nuovamente la situazione. In comune è stato aperto il COC, un servizio di guardiania vista grazie ai volontari della protezione civile viene garantito per tutta la nottata. La strada di accesso alla frazione è momentaneamente interdetta al transito. Chiudiamo allora ritornando a Venezia, perché c'è stato anche questo episodio, quando il paradosso si aggiunge al dramma, l'episodio della troupe cinematografica del film di Stefano Mordini che stava girando con Stefano Accorsi e Valeria Golino tra gli altri, proprio nella San Marco, nel momento del massimo picco, negozianti infuriati e poi l'intervento di Luigi Brugnaro. Guardate. Noi siamo in diretta su Antena 3, stiamo documentando. Si sta girando il film, ecco, qua si sta girando proprio a ridosso di Piazza San Marco, al Sottoportego di San Geminian, il film con Valeria Golino e Stefano Accorsi, che ho provato ad avvicinare, ma la produzione ci ha allontanato anche, devo dire, in malo modo, quindi la scena un po' surreale, in una piazza stanno girando nonostante la situazione e devo dire che non ci hanno trattato nemmeno tanto bene, però adesso provo magari ad avvicinarli quando terminano la scena. In una piazza San Marco sommersa dall'acqua, the show must go on, si potrebbe dire, e quindi insomma non so, resto un po' perplesso, devo essere sincero. C'è Valeria Golino, ecco Valeria Golino. Ecco. Vediamo, io provo ad avvicinarla, sì. Sì, assolutamente. Signora Golino, siamo in diretta su Antena 3. Cosa ne pensa di questa Venezia ferita? Beh, ferita, sì. Come no? Fa male? Beh, certo. Ecco, sì Nicola, non è... Allora, ho bisogno che voi andiate di là, ho bisogno che non intervistiate l'attrice, noi stiamo lavorando. Sono qua che mi fanno le onde dentro il negozio, mi buttano l'acqua dentro la vetrina, io non so che gli ha dato il permesso di fare sta cosa, sta pagliacciata. Cioè, è questo il rispetto che hanno per noi? Scandaloso, come se non bastasse. Guarda, mi buttano l'acqua dentro il negozio, dentro la vetrina.
Vabbè, per fare il filmetto. Lei ha parlato con qualcuno della produzione? No, sì, non ti rispondono neanche, figurarsi. Sono troppo impegnati a fare il loro filmetto. Prima ho mandato via una troupe televisiva che stava facendo un film, questi sono venuti a fare gli avvolti, li abbiamo mandati via. E gli avevo detto vai via, andate via, ho detto quando possiamo riprendere, che fa scuro. E li ha mandati via quindi, perché noi prima siamo stati là e siamo stati cacciati anche in malo modo. Li ho mandati via io, si mandati via perché ho detto che si vergognano. E quelli sono quelli che vogliono raccontare la Venezia che non c'è. Sarebbero i famosi partito del no, dei rancorosi, quelli che sono sempre tutto loro, gli scienziati, seori, prepotenti, arroganti e ignoranti. Quindi li ha mandati via proprio cacciati? Cacciati, li abbiamo cacciati, con la polizia, con le forze dell'ordine li abbiamo mandati via tutti. Una certa soddisfazione anche. Ma Valeria Golino, Stefano Corsi gli hanno detto qualcosa? Non me ne frega niente cosa dicono, non so se cosa mi hanno detto, posso dirgli soltanto che si vergognano. Per dovere di cronaca, diversa l'interpretazione di Roberto Sessa, che è il produttore con la sua Picomedia del film Sei tornato. Dice appena ci siamo resi conto dell'aggravarsi della situazione abbiamo deciso di interrompere volontariamente, dice tempestivamente, la lavorazione per evitare di ostacolare eventuali interventi dell'amministrazione locale legati al ripristino delle condizioni di vita dei cittadini veneziani, ai quali va tutto il nostro sostegno. Tutte le nostre attività si sono svolte in assoluta sicurezza e legalità. Abbiamo scelto Venezia come città importante, incantevole per la sua come set naturale per girare il nostro film. La produzione dice ci siamo interrotti noi, Brugnaro invece dice li ho cacciati. Insomma, vedremo cosa succederà. Certamente la polemica c'è stata. Adesso il meteo e poi il telegiornale di Venezia. Bentrovati al meteo. Prosegue la fase di maltempo, l'intensa perturbazione giunta sul nostro territorio si farà sentire anche nella giornata di sabato 16 novembre. La situazione nel dettaglio. Sul Veneto tempo spiccatamente instabile con precipitazioni diffuse localmente anche intense e abbondanti, specie in serata e in nottata. Limite iniziale delle nevicate sui 1000-1200 metri, poi a quote più elevate. Vediamo anche le temperature, le minime saranno comprese tra 6 e 9 gradi, valori massimi oscillanti invece tra i 10 e i 12 gradi. E anche sul Friuli Venezia Giulia sarà una giornata con il cattivo tempo, avremo infatti temporali sin dal mattino, localmente anche forti. Temperature minime tra 9 e 12 gradi, massime comprese invece tra gli 11 e i 16 gradi. Ci spostiamo infine sul Trentino Alto Adige, dove peggiorerà anche qui con temporali via via più diffusi un po' su tutto il territorio regionale. Temperature minime sui 4 gradi, massime tra i 7 e gli 8 gradi circa. Bene, dal meteo di Antena 3 per ora è tutto. Arrivederci.